Venezia e la peste, un lungo legame di morte e di sofferenza, ma anche di rivalsa e di capacità di prevedere e di spingersi oltre, con la consueta grandezza che ha sempre caratterizzato la Serenissima. A Venezia si ricordano sostanzialmente due grandi pestilenze, delle quali sono visibili ancora i segni in città. Episodi drammatici che in pochi mesi causarono la morte di decine di migliaia di persone. Forse anche per questo si tende a dimenticare che la città, nell'arco di circa 800 anni, fu colpita dalla peste molte altre volte, almeno 69 per la precisione, tra il 954 e il 1793. Pestilenza terribile fu quella del 1630, che portò all'edificazione della chiesa dedicata alla Madonna della Salute, lungo il Canal Grande, progettata da Baldassare Longhena per ordine e su voto del Senato. Per comprendere meglio le dimensioni del fenomeno e lo spirito col quale i veneziani si accinsero a votarsi alla Vergine, sarà sufficiente affidarsi alle parole che Alvise Zen, medico della peste, scrisse al suo amico e collega francese Messier d'Audreville. La peste straziava i corpi che erano ricoperti da piaghe e mandavano un odore fetido. I ricchi morivano come i poveri. Volete sapere quanti veneziani se ne andarono al Padre Eterno? 80.000, pensate, in 17 mesi. 12.000 nel novembre del 1630. In un solo giorno, il 9, furono 595. Non c'era più chi seppelliva i cadaveri. Per i canali transitavano barche da cui partiva il grido «Chi ga morti in casa li butta soso in barca». Per le strade cresceva l'erba. Nessuno passava. A proteggere i veneziani dal morbo lungo i secoli è la Mesopanditissa, Madonna mediatrice di pace, la cui icona fu portata da Francesco Morosini dall'isola di Creta nel 1670. Sopra la sua immagine sull'altare la peste fugge dinanzi alla Vergine. Al centro del tempio, intarsiato con rose, il motto Unde origo inde salus, solo dall'origine proviene la salvezza. Poco più di 50 anni prima la peste aveva imperversato, uccidendo quasi 50.000 persone. In quell'occasione Venezia si era affidata all'intercessione del Cristo Redentore, ordinando ad Andrea Palladio l'edificazione di un tempio alla Giudecca. Alle due ricorrenze corrispondono oggi due festività molto sentite dai veneziani, entrambe caratterizzate dalla costruzione secolare di ponti votivi che attraversano il Canal Grande e il canale della Giudecca, entrambe molto partecipate ma molto diverse nelle modalità. Tanto esplosiva, spensierata e spettacolare è la festa del Redentore, che si tiene la notte tra il sabato e la terza domenica del mese, tanto intima e ricca di emozione è la ricorrenza della Madonna della Salute, il 21 novembre, nel corso della quale migliaia di persone accendono un cero alla Vergine chiedendole il dono più prezioso per sé e per i propri affetti, quello della salute, appunto. Fra i vari primati che la Serenissima può certamente vantare sul fronte del contrasto alla pandemia, vi è l'invenzione dei lazzaretti, chiamati Vecchio e Nuovo, e il perfezionamento della quarantena, parole che non a caso nascono a Venezia. Lo smistamento dei malati e dei sospetti nei due diversi lazzaretti, a seconda della gravità della loro carica contagiosa, comportò però la creazione di un organismo con peculiarità
tecniche. Così nel 1485-86 nacque il Magistrato alla Sanità. 3 provveditori che duravano in carica un anno, lavoravano gratuitamente e che avrebbero avuto il compito di organizzare la prevenzione, quindi lo smistamento dei sani e dei malati, o comunque dei sospetti dei malati nei 2 lazzaretti, e poi soprattutto il controllo internazionale dei focolai epidemici. E da allora Venezia divenne il riferimento per il monitoraggio di tutti i focolai epidemici del Mediterraneo e dell'Occidente. Nel 1585 vennero trafugate da Voghera le spoglie di San Rocco e furono portate trionfalmente a Venezia nella chiesa di San Gimignano, allora in piazza San Marco. Poi venne costruita appositamente per riceverle la chiesa di San Rocco e la scuola grande. San Rocco fu utilizzato dallo Stato veneziano come l'icona per propagandare i lazzaretti. Fu fondamentale nella rappresentazione di San Rocco la presenza del cane, che divenne il simbolo della nuova filantropia, perché il cane aveva consentito, portando il pane sottratto dalla mensa del suo padrone, a San Rocco di sopravvivere. Così la Repubblica nei lazzaretti consentiva di sopravvivere ai malati di peste e quindi poteva ripopolare la città di Venezia. A proposito di antichi presidi sanitari veneziani, che ci si creda o meno, in epoca di peste si usava una maschera, che allora come oggi aiutava le persone a proteggersi dalla diffusione del morbo. A quel tempo si riteneva che la peste si propagasse per via aerea e i medici indossavano un lungo mantello, guanti, un cappello, ma soprattutto questa lunga maschera a becco, all'estremità della quale venivano posizionati aromi e erbe officinali, che si riteneva proteggessero dalla propagazione del contagio. I veneziani evidentemente non si scoraggiarono per la presenza di questi grandi uccelli vagamente maleauguranti, che erano fra le poche persone che potevano circolare liberamente in città. E anzi ben presto quella del dottore della peste divenne una maschera di carnevale, perché la morte, si sa, c'è sempre il bisogno di esorcizzarla. Venezia era già attrezzata, già nel 400, per adottare misure che forse già alcuni stati italiani avevano intrapreso, la stessa Ragusa che Repubblica Marinara aveva confinato le navi in un'isoletta dell'Adriatico e Venezia appunto le tenne sospese, quindi la quarantena origina proprio da questo, soprattutto perché le pestilenze stavano arrivando tutte da Oriente. Ricordiamo che la storia ci insegna da dove provengono queste forme pandemiche. Ecco, quindi Venezia, direi, già dagli esordi adotta delle misure con una medicina che aveva in sede, capivano già come avveniva il contagio e queste misure, ecco, di distanziamento che noi oggi ancora adoperiamo. Ovviamente
sul fronte del contenimento del contagio non mancò la risposta farmacologica. Gli speziali veneziani misero a punto nel corso dei secoli la teriaca, una sorta di preparato universale efficace nella cura di diverse malattie, che non si mancò di usare ovviamente anche ai tempi della peste. Veniva preparato utilizzando una 60ina di ingredienti e i veneziani, che ne avevano ricevuto la ricetta dai greci e dagli arabi, divennero così bravi nella sua composizione al punto che Venezia divenne un florido centro di esportazione di tale medicina. Buongiorno Alberto, benvenuto. Le diverse ricorrenze legate allo scampato pericolo dalla peste portano con loro anche un retaggio gastronomico fatto di piatti tipici che vengono preparati ancora oggi. E se quelli del Redentore non hanno un legame diretto col morbo, non così è per la castradina, carne salata ed essiccata di montone che viene consumata con un contorno di verdure come una zuppa e che nei giorni della salute perpetua il ricordo di quei giorni terribili nei quali gli approvvigionamenti di carne poterono arrivare solo dall'Albania, dalla Dalmazia e dalla Sclavonia. Una volta di più, per Venezia, la salvezza arrivò dal mare. In questo viaggio lungo la storia veneziana della peste e della pandemia non possono mancare quegli aspetti legati alla devozione popolare. Cortenova in tal senso è uno dei luoghi più emblematici. Il suo ingresso, uno stretto sottoportego, è un unicum nel panorama cittadino, perché tutto lascia trasparire ciò che in realtà è, una cappella votiva. Narra una antica leggenda che in questa corte durante la peste del 1630 abitasse una donna, Giovanna, che un giorno ebbe una visione. Le comparve la Madonna in sogno e le disse di non aver paura. Se avessero avuto fede in lei, tutti gli abitanti di questo luogo sarebbero stati salvi dalla pestilenza. Lei stessa dipinse un ritratto della Vergine così come le era apparsa e lo pose all'ingresso della corte. La peste non varcò mai questa soglia. A coronamento di tutto entra in gioco anche la superstizione, perché la tradizione popolare vuole che il morbo della peste, raggiunto questo luogo, sia precipitato al suolo davanti all'immagine sacra, colorando di rosso una pietra centrale in questo sottoportego. Ancora oggi questa pietra non viene mai calpestata dai veneziani, che ritengono porti sfortuna, ed è conosciuta come la pietra della peste. La lezione che abbiamo appreso dal SARS-CoV-2, da questo virus e dalla sindrome da esso causata, il Covid-19, è che questi virus circoleranno sempre di più. Avevo pensato che Venezia, proprio per le ragioni storiche cui ho appena fatto cenno, fosse la sede ideale, anche come attrattiva internazionale, per ospitare appunto un centro con queste capacità di preparare e rispondere a nuove forme epidemiche di nuove malattie contagiose, una nuova attività che reclutasse giovani medici e che formasse nuovamente i medici a quella che sicuramente deve essere, diciamo, una medicina moderna che affronti questi problemi non solo dal punto di vista assistenziale, ma proprio dal punto di vista della salute pubblica. Credo che tutti noi abbiamo appreso come comportarci, anche, direi il popolo, la società civile, tutti, anche i giovani che vanno a scuola ovviamente, perché sono stati coinvolti nei provvedimenti del governo e soprattutto hanno visto de visu quello che può succedere quando una nuova pandemia si affaccia e colpisce indistintamente. Quindi io credo che però la lezione che abbiamo tratto sia quella che non possiamo non mettere a frutto, quindi impariamo ad affrontare questi problemi come si deve, investendo in scienza, nella virologia che vale, cioè la virologia
quella che si occupa non dei dibattiti in televisione, ma quella che approfondisce temi molecolari sui nuovi virus, sullo sviluppo e sull'evoluzione del virus, si chiama virologia evoluzionistica, quindi un investimento in scienza, in cultura, in ricerca, ma ecco anche direi su medicina territoriale, un nuovo modo di fare la sanità pubblica e soprattutto ecco, imparare noi il modo di comportarsi, perché è un diritto alla salute ma anche un dovere nei confronti di noi stessi e soprattutto degli altri.